Siamo con la sindaca di Quarto d'Altino, Silvia Conte, candidata al Consiglio regionale per il Partito Democratico. Parliamo di sicurezza ambientale, in particolare insomma dei problemi della sicurezza idraulica, i fiumi che purtroppo creano sempre dei grossi problemi, soprattutto nella provincia di Venezia. Allora, quale potrebbe essere l'azione a questo punto della regione? Beh, innanzitutto bisogna prendere atto che oggi quelli che fanno prevenzione rispetto ai gravissimi rischi, rispetto al rischio idrogeologico e idraulico, sono i consorzi di bonifica, e vale la pena ricordare che questi consorzi a livello di Regione Veneto stanno ancora attendendo i 60 milioni che la Regione Veneto gli ha stanziato senza di fatto pagare il conto. 60 milioni che i consorzi hanno investito in opere per gestire le emergenze e prevenire dove possibile. Quindi la prima cosa da fare è pagare i conti, perché altrimenti alla prossima emergenza questi consorzi non potranno, proprio non potranno, perché sono troppo esposti con i debiti a causa della regione, intervenire. Poi va approvato quanto prima un piano per il contrasto al consumo di suolo, perché è evidente a tutti che abbiamo consumato troppo terreno, troppo suolo agricolo, e questo ha comportato di fatto un aumento del rischio negli eventi che sono sempre più frequenti di bombe d'acqua o di fenomeni atmosferici intensi. Quindi va fatto questo piano, ma soprattutto va proposta e approvata una legge per la Regione Veneto per questi interventi di prevenzione del rischio, sia che comportano grandi opere, come possono essere bacini di laminazione o interventi importanti, sia anche vanno sostenute le piccole manutenzioni. Pensiamo ai fossi, ai tombini, alle caditoie, di tutto questo e tutti gli argini, piccoli interventi legati ai nostri argini dei corsi d'acqua vanno sostenuti, verificati, monitorati, perché altrimenti rischiamo che alla prima pioggia andiamo sott'acqua. Tutto questo si può fare essendoci il patto di stabilità che blocca l'azione molto spesso dei comuni? Allora, qui è una questione regionale, perché la regione, per esempio, potrebbe, invece di trovare i milioni di euro la sera alla notte dell'approvazione, la notte precedente all'approvazione della legge di stabilità regionale, trovare quei soldi per una visione strategica e interventi a lungo termine. Potrebbe anche attivare in maniera più forte le risorse europee in questo senso, sbloccando quelle risorse che altrimenti rimangono inutilizzate, e potrebbe sostenere e mantenere gli impegni rispetto ai pagamenti ai comuni. Facciamo un esempio: il nostro comune, ma come tanti altri, sono di fatto il bancomat della Regione Veneto, perché ci hanno concesso dei contributi, noi abbiamo fatto interventi e poi il conto lo hanno pagato i nostri concittadini e non la Regione come si era impegnata a fare, e quindi questo blocca la possibilità anche per i comuni di fare quelle manutenzioni che dicevo poco fa. Quindi la Regione ha delle responsabilità, ma soprattutto ha delle possibilità, ed è ora che queste possibilità le usi per fare il bene dei veneti e delle venete e non sperperi denaro in grandi opere, vedi alcune arterie stradali che non sono sicuramente priorità rispetto alle esigenze della sicurezza del nostro territorio.